Simone Di Paola, segretario provinciale del PD, avete scelto proprio Agrigento per questi 3 giorni della festa regionale dell'unità, con una prima giornata a Lampedusa, un posto diciamo simbolico per ciò che rappresenta l'isola. Questa sera Bonaccini chiuderà la Slane. Sì, per questo territorio è una grande opportunità e anche un grande riconoscimento per il lavoro fatto in questi anni di ricostruzione di un tessuto di comunità, anche di ricostruzione di classe dirigente, ma è anche la possibilità di dimostrare alla Sicilia e all'Italia che Agrigento non è solo destra, non è solo consociativismo, non è solo trasformismo, è anche buona politica, è anche passione, è anche visione di buon governo. Una 4 giorni che abbiamo immaginato aperta al contributo propositivo anche delle forze della società civile, del mondo dell'associazionismo e del sindacato, una 4 giorni che darà al Partito Democratico la possibilità di ritrovare se stesso, le ragioni dello stare insieme dopo le sconfitte alle nazionali e regionali che richiedevano un forte ripensamento del proprio ruolo nella società, ma anche delle politiche di alleanze e di relazioni per costruire nuove alleanze e nuove forme di alternativa alla destra. Io penso che alla fine di questa festa il consuntivo sarà assolutamente positivo e consegnerà alla Sicilia e alla nostra provincia l'idea e l'immagine, la percezione di un partito nuovamente consapevole del proprio ruolo e nuovamente protagonista. Quale messaggio partirà da Agrigento? Una città, come dicevi tu, prettamente di centrodestra, e con l'unità il PD che scossa può dare non solo ad Agrigento ma anche alla Sicilia, una Sicilia che è una terra prettamente diciamo di centrodestra? Il PD deve dare un messaggio di speranza e anche di recupero del proprio ruolo. Il messaggio che deve partire è che non può esserci alternativa alle destre senza un partito democratico forte e radicato sul territorio, consapevole del proprio ruolo e capace di lanciare proposte serie. Noi non costruiamo consenso sulla gestione del potere, noi costruiamo consenso quando sappiamo fare quello che è nel nostro DNA, cioè proposta politica e visioni di buon governo. Se facciamo questo siamo credibili e ci affermiamo anche elettoralmente. Dobbiamo ripartire da questa consapevolezza, perché è vero che la Sicilia e la provincia di Agrigento sono sempre state terre spostate a destra, ma è anche vero che in alcune frangenti della nostra storia recente il centro-sinistra, quando ha recuperato senso del proprio ruolo, ha vinto elezioni importanti e si è affermato come forza di governo. Dobbiamo partire da lì, dalla consapevolezza che insieme possiamo tornare ad essere forza di governo, e questa occasione può essere una buona opportunità per dimostrare che ci siamo, per dimostrare che possiamo giocare una partita importante.